Amici appassionati di futsal, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. È la quinta giornata del campionato di Serie A femminile di calcio a 5 e si affrontano l'Atletico Foligno e la Lazio in perfetto orario. La prima manovra è dell'Atletico Foligno. Su Yoki Salo, Siglari, il taglio di Siglari, ottimo! Il tiro, la palla non è entrata, incredibile, subito una grande occasione per la Lazio. Ottima uscita di Proietti e poi c'è il lancio lungo per Narcisi, Narcisi! E Barca ci mette una mano. Sarri accelera l'operazione di rimessa. Naiara, Baldassarri, perde la palla Baldassarri, arriva Barca, Barca sul primo palo, il secondo palo e Colucci. Lazio in vantaggio a 4-13. Vanessa si appoggia su Barca, Barca calcia. Vediamo che cosa si inventerà Siglari. Siglari libera molto bene Vanessa e Proietti. La finta di Vanessa di corpo che crea la superiorità numerica. Poi Vanessa ci incischia per un attimo, poi calcia. Deviazione da parte della difesa dell'Atletico Foligno e Vanessa che sembrava aver perso per un attimo. Fischia l'arbitro, parte Vanessa al lato che ha calciato in porta e ha trovato anche una deviazione della difesa dell'Atletico Foligno. Pezzolla, palla lunga per Narcisi, Narcisi prova a controllarla di forza, Barca, se ne va Barca tu per tu con Proietti. Colucci difende palla, arriva il rimorchio Siglari. 3-0 della Lazio. Pezzolla avanza, poi mette questa palla interessante per Baldassarri, la palla arriva a Narcisi calcia e poi arriva sul secondo palo il gol di Sciaronzelli e accorcia le distanze il Foligno. Parte Pezzolla, calcia Pezzolla e l'Atletico Foligno accorcia ancora con il rigore segnato con grande freddezza da Maria Grazia Pezzolla. 3 secondi alla fine e finisce qui l'incontro. Lo vince la Lazio 3-2 soffrendo le pene dell'inferno.